Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Avrete notato in questo filmato due aspetti, un problema e le cause di questo problema. Il problema è il riscaldamento globale, l'aumento nel tempo delle temperature medie dell'atmosfera terrestre e degli oceani. E si parlava anche delle cause e si chiamava in causa l'anidride carbonica, in particolare un legame causale tra la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera e le temperature. Questo è il problema di cui vogliamo parlare oggi. Ne vogliamo parlare, vogliamo che sia una discussione fra noi e voi e speriamo quindi che vi siano molte domande. Molte domande perché crediamo che questo è un problema, e mi riferisco soprattutto ai ragazzi, che vi riguarda e vi riguarderà molto da vicino. È difficile infatti sottovalutare il problema del riscaldamento globale. Riguarda il futuro della specie umana, forse fra 100 anni molte regioni non saranno così ospitali. È un problema che ci chiamerà in causa a esprimerci anche dal punto di vista politico, perché dovremo prendere delle scelte importantissime, già ne stiamo prendendo alcune. E siamo anche alla vigilia, come dire, di una rivoluzione economica, perché adesso le grandi industrie, le grandi compagnie cercano di diminuire le emissioni di anidride carbonica, si mira al risparmio energetico. Tutte queste cose che ci riguardano da vicino, che riguardano la nostra vita, sono una risposta, come dire, un tentativo di prendere posizione riguardo questo grande problema. C'è un altro motivo molto importante per cui le domande che farete, quindi le cose che imparerete oggi saranno molto importanti, perché c'è un dibattito molto forte sulle cause di questo problema, sulle cause del riscaldamento globale. Perché si dice che l'uomo in un certo senso è responsabile di questo problema? Perché ci sono dei modelli fisico-matematici che ci danno determinate indicazioni. Dunque, coloro i quali non sono d'accordo ed esprimono dei dubbi dovrebbero prima di tutto come dire, concentrarsi, studiare, capire questi modelli, leggere questi modelli e dopodiché esporre le proprie critiche. E questo è uno dei motivi per cui noi oggi, stasera, dovremmo cercare di, prima di tutto, di capire che cosa sono questi modelli, che cosa significa simulare la natura, che cosa significa descrivere la natura e quali limiti ci sono, quali approssimazioni, perché i modelli funzionano, perché dovremmo crederci. E allora io spero che al termine degli interventi che ci saranno oggi sarete voi a farci delle domande e io, diciamo, fossi in voi partirei prima, cercherei prima di capire appunto cosa significa descrivere la natura con questi modelli, cercherei poi di capire che cosa dicono sull'impatto dei cambiamenti climatici sulle specie vegetali e sulle specie animali. Dopodiché prenderei anche in considerazione le scelte politiche che abbiamo fatto finora e che dovremmo fare. Per discutere di queste cose ci sono secondo me le persone in Italia forse più indicate, più qualificate. Innanzitutto alla mia sinistra è Antonio Navarra, che è direttore del Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici. Antonio Navarra, diciamo, per le ricerche che ha fatto sulla variabilità del clima, è forse la persona più adatta per parlarci di scenari futuri, scenari climatici futuri. E credo che ci parlerà anche di questo centro di cui è direttore, che è una nuova struttura di ricerca che si prefigge appunto di approfondire le conoscenze che possiamo avere della variabilità climatica anche proprio del Mediterraneo, quindi della zona, della regione dove noi viviamo, e questo mi sembra una novità molto importante. E alla mia destra Marino Gatto, che è professore di ecologia al Politecnico di Milano ed è autore di importantissimi lavori, questa volta che riguardano
gli impatti dei cambiamenti climatici sulle specie animali e vegetali. E io credo che dal suo intervento potremo capire veramente quanto è importante la biodiversità, capire che la biodiversità è veramente una fonte di ricchezza per noi e potremo capire quali rischi ci sono davvero, se abbiamo degli indicatori, che cosa possiamo dire fino ad ora. Quindi adesso cederò la parola a loro, saranno interventi credo brevi di una ventina di minuti circa, quindi ascoltate, poi potrete fare qualunque domanda e iniziamo questo dibattito. Quindi do la parola ad Antonio Navarra. Grazie anche di questa occasione. Vediamo se riusciamo a mettere le trasparenze dove occorre. Dunque io in questa breve introduzione di 20 minuti cercherò di darvi un senso di come noi operiamo in questo settore molto delicato e ahimè sotto i riflettori, cosa che ha i suoi lati positivi e negativi per gli scienziati che ci lavorano. E prima di partire mi sembra necessario dire due parole su quello che diciamo è il problema che abbiamo di fronte. Il sistema climatico sapete che è sostanzialmente costituito dal nostro pianeta, dall'atmosfera, dall'oceano e delle altre componenti del nostro pianeta, ma se vogliamo dare un elemento ordinatore di come funziona questo sistema dobbiamo andare a guardare a quello che è l'attività del Sole verso la Terra. Il Sole irraggia energia verso il nostro pianeta sotto forma di radiazione elettromagnetica abbastanza energetica, sostanzialmente concentrata e invisibile, e la Terra, come gli altri pianeti, gli altri pezzi di roccia del Sistema Solare, non si può tenere questa energia, non se la può mettere da parte, diciamo. Immediatamente viene riemessa verso lo spazio esterno e la quantità di energia che è riemessa deve essere pari a quella che viene acquisita dal Sole. Quindi a un certo punto si raggiunge un punto di equilibrio che noi chiamiamo temperatura e si può fare un conto molto semplice. Se uno fa il conto, per un pianeta come la Terra, la distanza della Terra dal Sole viene circa 18 gradi sotto zero. E lì abbiamo un piccolo problema perché la temperatura del nostro pianeta non è 18 gradi sotto zero. Come mai? Beh, perché la Terra non è un pezzo di roccia qualunque del Sistema Solare, possiede un'atmosfera che è uno strato di gas molto sottile attorno al nostro pianeta, ma molto sofisticato dal punto di vista energetico. È praticamente trasparente alla radiazione solare ed è invece opaco alla radiazione che viene emessa dalla superficie della Terra. Quindi vedete, la superficie della Terra si trova nella condizione di vedere in realtà due sorgenti nette di energia, una che arriva direttamente dal Sole e un'altra che arriva dall'atmosfera a sua volta, perché anche l'atmosfera non può trattenersi l'energia assorbita, la deve riemettere di nuovo in tutte le direzioni, in particolare verso lo spazio esterno o di nuovo verso la superficie. È come se qualcuno cercasse di caricare dei mattoni su un camion e improvvisamente un amico salta sul camion e comincia a tirar giù un mattone ogni due. Se deve finire il lavoro bisogna caricare i mattoni molto più velocemente di prima. E il sistema complessivamente deve però comunque mantenere il suo equilibrio, tanta energia entra, tanta energia esce, ma stavolta la superficie deve fare questo extra lavoro per superare l'opacità dell'atmosfera. Si può fare di nuovo il conto dell'equilibrio, e anche in questo caso molto semplice. Se si fa il conto viene circa 15 gradi sopra zero. Questo effetto di opacità è l'effetto serra. Ora, qual è la differenza diciamo con e senza l'effetto serra? Beh, la differenza di andare tra 15 gradi sopra zero e 18 gradi sotto zero è semplicemente la possibilità di avere l'acqua liquida sul nostro pianeta. Senza l'effetto serra noi non avremmo l'acqua liquida sul nostro pianeta, il che vuol dire che la vita non si sarebbe evoluta così come la conosciamo e noi non staremmo a parlare oggi di queste questioni, se no probabilmente in modi molto diversi da quelli con i quali diciamo vi sto parlando. Quindi la questione è, l'effetto serra non è una cosa cattiva, non è una cosa malvagia, è una cosa naturale, è una cosa indispensabile. Senza l'effetto serra non saremmo qui. Allora come mai è diventato una specie di spauracchio per cui adesso se i bambini si danno da fare noi gli diciamo stai attento se no ti chiamo l'effetto serra che ti sistema? Il problema è questo, diciamo.
Ora, non devo ulteriormente elaborare su questo punto perché Al prima ha spiegato in lungo e largo che la concentrazione di anidride carbonica che vedete in basso a destra, che è stata misurata alle Hawaii, all'osservatorio Mauna Loa da Charles Keeling negli ultimi 50 anni, è ai livelli più alti degli ultimi, in realtà, 900.000 anni. La curva rossa che mostra l'andamento dell'aumento dell'anidride carbonica mostra che negli ultimi 50 anni circa l'aumento è stato di circa 60 parti per milione, che ha portato attualmente l'anidride carbonica a 386 parti per milione, che è un livello che assolutamente non veniva mai registrato negli ultimi 900.000 anni. Questo ci dà il senso. Questi numeri in termini assoluti possono essere molto piccoli, molto ridicoli, ma il fatto che sono così inusuali ci dà un senso della situazione eccezionale in cui abbiamo messo il pianeta oggi. E dico abbiamo messo perché il problema è da dove viene l'anidride carbonica. Beh, se noi andiamo a guardare non solo l'anidride carbonica che vedete in alto a sinistra, ma anche altri gas che hanno effetti simili sulla radiazione, come il metano, gli ossidi di azoto a sinistra, vedete che tutte le curve di concentrazione negli ultimi 100 anni circa hanno avuto picchi simili. Questo è perché sono sostanzialmente dovute alle nostre attività economiche. Varie attività economiche generano questi gas. L'anidride carbonica viene tutte le volte che noi produciamo energia attraverso un processo di combustione, quindi vuol dire produzione di energia elettrica, trasporti, tutte le altre forme in cui bruciamo, massa in questa maniera. Il metano pure viene prodotto attraverso la produzione secca di metano oppure attraverso l'agricoltura e l'allevamento e gli ossidi di azoto pure vengono attraverso le attività produttive. Il fatto che contemporaneamente questi gas siano saliti nell'ultimo periodo è un'indicazione forte che sono legati effettivamente alle attività umane. Non solo, in realtà la composizione isotopica del carbonio che viene dai giacimenti fossili è molto particolare e quindi noi possiamo rintracciare con sicurezza che l'aumento dell'anidride carbonica che noi verifichiamo in atmosfera è dovuto alla combustione dei combustibili fossili. Non solo, ma se voi guardate lo zolfo, che è l'altra curva in basso a destra, vedete che lo zolfo è pure aumentato enormemente negli ultimi anni, ma ha cominciato a decrescere negli anni 90. La diminuzione dello zolfo è dovuta all'implementazione delle politiche contro le piogge acide che praticamente in tutti i paesi industrializzati si sono andate presentando. E questo di nuovo è sintomatico del fatto che noi vediamo bene, in maniera documentata, la prova di un'attività, della capacità umana di modificare le componenti dell'atmosfera stessa. Quindi è colpa nostra? Dobbiamo essere preoccupati per il nostro pianeta? Bah, sì e no. La Terra è particolarmente solida. Questa è la storia dell'anidride carbonica negli ultimi 65 milioni di anni. Mentre i dati che vi ha fatto vedere Al prima sono misurati direttamente, questi sono dati indiretti, quindi sono più imprecisi, però sono indicativi. Vedete che per gli scorsi 20-25 milioni di anni la concentrazione si è mantenuta attorno ai 200, 300, sotto ai 300 parti per milione in volume, ma 50 milioni di anni fa era molto più alta, era anche 2000 o 3000 parti per milione. Questa è l'epoca in cui c'erano i dinosauri, quindi la vita era rigogliosa sul nostro pianeta, quindi l'aumento dell'anidride carbonica non è un problema per il pianeta in sé. La Terra troverà il modo di cavarsela. Il vero problema è se questo aumento dell'anidride carbonica avrà delle conseguenze su come noi usiamo il clima per le nostre società, per come noi siamo adattati a questi andamenti e variazioni del clima e in che maniera riusciremo a sopportarli. Contemporaneamente a questo aumento dell'anidride carbonica la temperatura è salita. Vedete, queste sono 3 ricostruzioni della temperatura degli ultimi 150 anni circa. Sono 3 diverse perché ricostruire le temperature non è un gioco da ragazzi, è una cosa piuttosto delicata e si possono fare con metodi e scelte diverse, ma comunque vedete che l'andamento è simile, c'è un aumento della temperatura a partire più o meno dall'inizio del Novecento, con un'accelerazione molto rapida a partire dagli anni 80. Ora, vi ho appena detto che che l'atmosfera è opaca e quindi la temperatura aumenta.
Quello che non vi ho detto è che l'anidride carbonica è responsabile principale per questa opacità. Siccome stiamo aumentando l'anidride carbonica, adesso chiudiamo e diciamo bene, questo aumento di temperatura è dovuto all'aumento dell'anidride carbonica. Non lo possiamo veramente dire perché ci sono molti fattori che determinano la variabilità della temperatura del nostro pianeta, di cui l'anidride carbonica è senz'altro il fattore principale, ma noi sappiamo che il clima ha delle variazioni sue che sono molto intense. Quindi il nostro problema è cercare di distinguere l'effetto sulla temperatura dovuto all'aumento dell'anidride carbonica dalle variazioni naturali che il clima comunque avrebbe. È un problema statistico delicato che noi non abbiamo risolto completamente o con nostra completa soddisfazione. Quello che noi sappiamo adesso è che la pendenza di questa curva di aumento di temperatura è assolutamente inusuale. La pendenza l'aumento, diciamo, della rapidità con cui la temperatura sta aumentando è al di fuori del range naturale di variabilità del clima. I valori assoluti non sono ancora fuori dal range, ma lo saranno presto se noi aspettiamo ancora un paio d'anni, e a questo punto noi siamo a corto di spiegazioni alternative, nel senso che l'unica spiegazione che noi possiamo dare è che questo trend di aumento di temperatura è dovuto all'aumento dell'anidride carbonica. D'altra parte il meccanismo è così semplice e robusto che non v'è dubbio che se noi continuiamo a mettere l'anidride carbonica a questi tassi, la temperatura aumenterà, vedremo in quale modo. Dopodiché ciò è molto interessante, però ci siamo messi anche in una specie di angolo logico. Vedete, è facile fare una discussione sul clima in cui si fa vedere che è tutto molto complesso, in cui tutto è collegato, in cui un battito di farfalla in Brasile crea un disastro in Europa. Quindi state attenti quando chiudete le porte, perché se le sbattete chi lo sa che succede da qualche parte. Quando un sistema è così complicato, delicato, interconnesso e sensibile, il problema è come si fa a darne una considerazione scientifica. Come facciamo a dare una considerazione razionale di un sistema così complesso e complicato? Come minimo dovremmo fare esperimenti, ma in realtà non possiamo neanche fare esperimenti. Quindi abbiamo il problema ulteriore: come facciamo a dare una considerazione scientifica del clima se non possiamo fare esperimenti? Quello che vedete qua raffigurato è l'esperimento di Michelson e Morley. I dettagli non sono importanti, è un famoso esperimento di fisica. Questo esperimento ha cambiato la storia della fisica e incidentalmente anche la storia del mondo. Quello che interessa per noi è che sta tutto su quel tavolo. In un sottoscala, questi due signori su un tavolo hanno fatto un esperimento che ha avuto delle conseguenze, che ha cambiato la storia del mondo. Ecco, anche a me piacerebbe fare un esperimento. Mi piacerebbe, per esempio, chiudere Gibilterra, che è una vera seccatura. Se io potessi chiudere Gibilterra e verificare che il Mediterraneo veramente si secca 1 metro all'anno, come mi dicono i miei numeri, sarebbe un esperimento fantastico. Ma non me lo fanno fare perché non mi danno i soldi, non mi danno i permessi soprattutto per farlo. Quindi capite che la climatologia come scienza è stata azzoppata dalla possibilità di non poter fare esperimenti cruciali di questo tipo, ed è stata quindi una scienza descrittiva che si limitava generalmente a dire quello che si può fare, il clima è così lì, è fatto in un certo modo, li fa caldo, li fa freddo. Francamente interessante per andare in vacanza, ma di scarsa capacità di applicazione. Siamo in una situazione fortunata perché in realtà noi conosciamo bene quali sono le equazioni che regolano il moto dell'atmosfera e dell'oceano e degli altri componenti del clima. Sono equazioni molto complesse che non possono essere risolte con matita e penna e che quindi abbiamo quest'altra situazione particolare. Sappiamo quali sono le equazioni, non le potevamo risolvere, non possiamo fare esperimenti. Capite? È una situazione molto, molto particolare. Il dilemma è stato sciolto quando è stato possibile risolvere le equazioni del clima in via approssimata usando un metodo che scambia la sofisticazione matematica delle equazioni con un grandissimo numero di operazioni elementari. Sostanzialmente le spacchiamo in modo atomico in milioni, miliardi di addizioni e sottrazioni, e sulla base di queste procedure possiamo trovare delle soluzioni approssimate delle equazioni del moto dell'atmosfera e dell'oceano che ci permettono di costruire dei simulacri del sistema climatico, ci permettono di costruire quelli che noi chiamiamo modelli di simulazione del clima, che sono rappresentazioni matematiche delle interazioni tra le varie componenti del clima. Ma questo è un fatto cruciale perché a questo punto possiamo fare gli esperimenti. Per noi i modelli sono come dei telescopi che ci permettono di vedere più a fondo
dentro il funzionamento del sistema climatico, e man mano che i modelli progrediscono la nostra comprensione diventa sempre più curata, estesa ed affidabile. E nei modelli che noi possiamo fare esperimenti come eliminare le Alpi, per esempio, già di quella via possiamo togliere tutte le montagne della Terra senza fare i pidocchiosi, diciamo, e vedere l'effetto dell'assenza delle montagne sul clima, o fare esperimenti di questo tipo qua. Questo perché tutta la rappresentazione che noi abbiamo diventa una distribuzione di queste celle con cui copriamo la superficie della Terra, e in cui calcoliamo in ogni punto i valori tipici dei parametri climatici: temperatura, vento, precipitazione, nuvole liquide, nuvole di ghiaccio, neve sciolta, insomma tutto. Capite che più la dimensione di queste celle diventa piccola, più aumenta il grado di dettaglio. Questo è come appare il Mediterraneo a uno dei modelli che sono stati usati nell'ultimo assessment dell'IPCC, quello diciamo che ha avuto il premio Nobel, per intenderci. Vedete che la dimensione delle celle è di circa 300 km. Il Mediterraneo c'è appena, l'Italia è un mozzicone, l'Inghilterra è attaccata alla Francia, un vero disastro. Questo è come appare il Mediterraneo nel modello che noi usiamo di routine al nostro centro. Vedete che le celle adesso sono di circa 100 km, la situazione migliora, perlomeno cominciamo a vedere l'Italia, e per noi è molto importante perché è chiaro che le rappresentazioni del clima regionale non possono essere fatte senza avere questo livello di dettaglio. Quello che noi stiamo facendo è adesso sviluppare il nostro nuovo modello, che avrà una risoluzione di 60 km globale su tutta la Terra, dove vi faccio vedere come il Mediterraneo finalmente comincia a apparire come la sua forma regolare. E questo è un esempio di come il modello, per esempio, simula la precipitazione su scala globale. Un esperimento che abbiamo fatto di prova, è molto interessante. Cominciamo a vedere in dettaglio i cicloni tropicali, e la distribuzione della precipitazione comincia a essere indistinguibile dalle foto da satellite, cioè da come noi veramente vediamo il clima. Bisogna avere dei computer molto potenti, non vi sto a dire numeri che non hanno senso, sono enormi, lasciamo perdere. Benissimo, in particolare, avendo messo su tutta questa baracca, diciamo, che a questo punto riproduce fedelmente qual è l'andamento del clima della Terra, possiamo anche fare esperimenti un po' più, come dire, briosi. In particolare possiamo chiederci, bene, ma se qualcuno mi dà quali sono le concentrazioni di anidride carbonica del prossimo secolo, voi siete in grado di dirmi che succede al nostro pianeta? Beh, in effetti sì, perché se qualcuno è in grado di darmi le concentrazioni di anidride carbonica degli altri gas serra che si può ipotizzare saranno presenti nei prossimi 100 anni, noi possiamo fare una simulazione per dire quale sarà il clima tipico del prossimo secolo. Questo è lo sforzo che è stato fatto all'IPCC. Quelli che vedete qui rappresentati sono i cosiddetti scenari socio-economici, cioè sono storie del possibili futuri della Terra, a cui corrispondono vari gradi di utilizzazione, varie intensità energetiche e quindi varie concentrazioni di carbonica. Vedete che si va da scenari molto alti, dove uno può ipotizzare di raggiungere concentrazione di carbonica oltre 900 parti per milione, oppure a scenari più bassi dove uno può arrivare solo a 500 parti per milione. Questo corrisponde a diverse ipotesi su come sarà il nostro pianeta. Adesso vi farò vedere quello che succede quando uno usa uno scenario A1B, che è quello intermedio, la linea rossa intermedia. Non è detto che sia il più probabile, è semplicemente quello che sta in mezzo, diciamo. Questa è la differenza di temperatura tra gli ultimi 30 anni del XXI secolo e gli ultimi 30 anni del XX secolo. Dovunque è rosso o bruno vuol dire un aumento di temperatura, e dovunque è blu è una diminuzione di temperatura. Vedete che questi sono 4 modelli diversi, quello in alto a sinistra è il nostro modello, gli altri sono un modello inglese, uno americano, uno francese. Vedete che il pattern di riscaldamento è tipico: i continenti si scaldano più degli oceani, i poli si scaldano più dei tropici, e ci sono anche zone dove le temperature diminuiscono.
Questo è del tutto tipico perché è proprio la variabilità, diciamo, del clima fa sì che quando noi andiamo a guardare quelle figure dove facciamo vedere che la temperatura aumenta in media su tutto il globo, questo non vuol dire che aumenta in modo uniforme su tutto il pianeta. In certi posti aumenta di più, in altri aumenta di meno, a seconda degli altri fattori che contribuiscono a controllare l'andamento del clima. Ed è qui che nasce il problema. Vedete, questa è la stessa cosa, ma sono le precipitazioni. Questa è la differenza di precipitazione, dove il rosso vuol dire che piove di più, dove il blu vuol dire che piove di meno. Vedete che ci sono aree dove piove di più e aree dove piove di meno. Vuol dire che se noi andiamo a calcolare qual è l'impatto per queste varie regioni del globo, gli impatti saranno molto diversi. In certe zone le precipitazioni diminuiranno, in altre i problemi deriveranno da un aumento di precipitazione. È questo che crea la complessità di questo problema, perché avremo effetti diversi nel tempo e nello spazio in varie regioni. Il livello del mare, per esempio, è un'altra variabile che aumenterà. Questo è un assessment generale dell'aumento del livello del mare nel XXI secolo. La cosa interessante è da far vedere due cose. La prima è il grado di variabilità enorme, questo è preso dal rapporto IPCC. Vedete che ci sono anche qui zone dove il livello del mare addirittura diminuisce o in altre dove aumenta, che vi spiega come i fattori, diciamo, climatici, come il livello del mare, dipendono da molteplici fattori e quindi cercare di determinarne l'andamento è una questione molto delicata. L'altra cosa che voglio far notare è che il Mediterraneo è bianco, nel senso che non ci sono veramente studi attendibili del livello del mare nel XXI secolo nel Mediterraneo. Il motivo principale è quello che vi ho fatto vedere prima, cioè che i modelli non hanno una rappresentazione del Mediterraneo soddisfacente, ed è una delle cose che col nostro centro noi ci proponiamo di risolvere, perché vogliamo finalmente avere un modello che sia in grado di risolvere il mar Mediterraneo in maniera opportuna. Segni del cambiamento climatico ormai sono dappertutto, le calotte glaciali, specialmente in Groenlandia, stanno sciogliendosi a ritmi accelerati. L'Artico complessivamente ha perso il 40% del suo volume negli ultimi 40 anni, aprendo scenari geopolitici del tutto nuovi e inusitati anche per lo sfruttamento delle risorse energetiche dell'Artico e per le linee di comunicazione tra Europa e Estremo Oriente. Vi ricordo che un Artico navigabile accorcia di 5.000 km le comunicazioni tra i porti del nord Europa e i porti dell'Estremo Oriente. Gli effetti sugli uragani sono ancora tutti da stabilire, è un campo di ricerca in attivo sviluppo questo, ma dove potenzialmente molto pericoloso. Gli effetti sulle risorse idriche sono molto importanti. Da un lato abbiamo le pressioni diciamo, economiche e demografiche che sono enormi, e dall'altro abbiamo che alcune delle aree che sono abitualmente più ricche di risorse idriche rischiano di avere seri problemi. Questa è la precipitazione e il flusso del Rio delle Amazzoni. Queste sono osservazioni fino al 2005. Vedete che il flusso si è ridotto notevolmente, questo sia per motivi diciamo, climatici sia per motivi di uso della risorsa idrica stessa. Il permafrost sta aumentando di temperatura, il permafrost è il suolo permanentemente ghiacciato nelle aree subartiche. Questo mette in pericolo le infrastrutture costruite sul permafrost, che è una roccia, è solido come la roccia, e vuol dire non solo le città, ma vuol dire anche le infrastrutture energetiche, per esempio gli oleodotti in Alaska e i gasdotti che portano il gas dalla Siberia, che probabilmente stiamo usando in questo momento, sono a rischio di un effetto sul permafrost dovuto sostanzialmente allo scioglimento del permafrost. In Italia noi abbiamo messo su questo centro mediterraneo per lo studio dei cambiamenti climatici, dove noi ci proponiamo proprio di studiare i cambiamenti climatici in un contesto globale, ma con un'enfasi sul Mediterraneo. Abbiamo un approccio integrale dove noi vogliamo studiare il problema dal punto di vista delle simulazioni numeriche fino a quello degli impatti nei vari settori, quindi le foreste, l'agricoltura, il Mediterraneo, l'energia, eccetera. Una cosa voglio dire,
Un'altra cosa interessante è che nell'ambito di questo progetto europeo che si chiama CIRCE, che abbiamo cominciato proprio quest'anno, abbiamo cominciato a fare quello che si chiama un assessment regionale dell'impatto dei cambiamenti climatici. Normalmente la strategia normale di fare questi impatti è che qualcuno produce quello che succede alla temperatura, alla precipitazione, come ho fatto vedere prima. Uno dice, la temperatura cambia così, dopodiché uno lo dà in pasto a qualcuno che calcola che per esempio l'agricoltura soffrirà così e così per un totale di tot euro. Beh, non è così semplice perché in mezzo ci sono le politiche. Lo stesso insieme di driver climatici, quindi lo stesso cambio di temperatura e precipitazione con una certa politica produce certi effetti monetari. Con una diversa politica gli effetti cambiano. Vuol dire che noi dobbiamo integrare anche le politiche dentro alla nostra azione di valutazione, cosa che siccome prima era complicato, adesso diciamo rende la faccenda ancora più. Ora cosa possiamo fare noi? Beh, senz'altro possiamo mitigare, che vuol dire rimuovere le cause del cambiamento climatico, cioè abbattere le emissioni. Questo non c'è dubbio. Abbattere le emissioni non è banale perché per ridurre in maniera sostanziale l'aumento dell'anidride carbonica occorre abbattere le emissioni di numeri sostanziali, 60-70%. Se voi pensate che Kyoto, completamente implementato, ridurrà le emissioni del 3%, voi capite la strada che abbiamo davanti. Quindi vuol dire che le politiche di mitigazione che noi dobbiamo mettere in campo non saranno sufficienti a fermare il cambiamento climatico, occorrono anche le politiche di adattamento. Adattamento vuol dire che siamo consci che qualche cambiamento climatico arriverà e quindi dovremo mettere in campo delle strategie per in qualche maniera contrastarne gli effetti peggiori, ma entrambe hanno limitazioni. L'adattamento ha delle limitazioni. Se l'Olanda va sotto, noi possiamo convincere le mucche svizzere, diciamo, a comportarsi in un ambiente acquatico, però la qualità del formaggio non so se sarà la stessa alla fine. Vi lascio solo con due parole, alla fine di questo discorso, ma lo mettiamo giù e poi ne parliamo assieme. Io dico che dobbiamo essere ottimisti perché ne stiamo parlando. Questo è un problema che non ci colpirà improvvisamente come un treno nella notte, cioè nessuno potrà dire io non sapevo veramente che c'erano questi cambiamenti. No. E normalmente quando l'umanità si è trovata un problema di fronte, prima o poi l'ha risolto. Dobbiamo anche essere preoccupati perché non sempre di fronte alla presa razionale di un problema segue una decisione razionale. Questo è vero del sistema geopolitico, o meglio, è vero degli esseri umani, è vero anche del sistema geopolitico globale. Chi fuma qua dentro, per esempio? Nessuno ha mai il coraggio di dire chi fuma. Questa cosa non lo so. Beh, ci sarà uno che fuma qua dentro. Mainardi, guarda. Grazie. Ora, se voi chiedete a vostro amico che fuma se sa le conseguenze della propria abitudine, probabilmente sa tutto. Sa le statistiche di cancro al polmone, sa quanti minuti perde per ogni pacchetto di sigarette, sa tutto. Dopodiché smette di fumare? No. Ecco, il pianeta sta fumando e noi non riusciamo a fargli smettere. Questo è tutto. Allora, ringraziamo il professor Navarra. Allora, abbiamo visto gli impatti sul sistema Terra in quanto tale dei cambiamenti climatici. Adesso ci chiediamo, ma la vita sulla Terra come sta reagendo e come reagirà? E quindi cedo la parola al professor Marino Gatto. Grazie per avermi invitato a parlare di fronte a un pubblico così folto. Quello che vi voglio dire riguarda la parte vivente del nostro pianeta. Antonio Navarra prima ha sostanzialmente puntato l'attenzione, per così dire, sulla parte fisica del pianeta, tuttavia ha già accennato anche alla forte impronta che il nostro pianeta ha dal punto di vista della vita che sta sul pianeta. Ricordiamoci che per esempio la composizione dell'atmosfera e quindi l'effetto serra non sarebbero quelli che sono se non ci fosse la vita. Se non ci fosse, naturalmente, se non ci fosse stata l'acqua non sarebbe sorta la vita, ma essendo evoluta la vita sulla Terra ha anche potentemente cambiato tutti i parametri fisico-chimici della Terra. Quindi ricordiamoci che
a quello che ne sappiamo, questo è l'unico pianeta del nostro universo che sappiamo albergare la vita, forse ce ne saranno altri, sicuramente è al di fuori della nostra portata sapere se ce ne saranno altri, possiamo dire che il nostro pianeta comunque, per quello che sappiamo, almeno nell'ambito della nostra galassia, è veramente un pianeta unico. Ed è un pianeta unico proprio perché c'è biodiversità sulla Terra, c'è una grande diversità di forme biologiche. Quindi nel mio discorso, che cercherò di contenere entro appunto le 6:30, così magari facciamo poi una chiacchierata più ampia anche col professor Navarra, che poi deve prendere il treno, e invece sarebbe piacevole poter, no? Che voi possiate discutere con lui. Allora ho diviso la mia presentazione in 4 parti. Prima alcune informazioni sulla biodiversità sulla Terra, da che cos'è minacciata la biodiversità sulla Terra, perché non è minacciata solo dai cambiamenti climatici globali, ci sono tante altre cose che la minacciano. Quali sono gli impatti osservati sulla biodiversità che sono relativi ai cambiamenti climatici globali? Questi sono proprio osservati, dati che abbiamo già raccolto nel passato. Quali sono prevedibilmente gli impatti futuri? E per sapere quali saranno gli impatti futuri dei cambiamenti climatici globali abbiamo bisogno di usare i modelli di cui ha parlato il professor Navarra, ma di complementarli con tutta la parte biologica. E poi 2 parole su che cosa si fa in Italia per quanto riguarda i cambiamenti climatici globali, in particolare per quanto riguarda la parte biologica. Allora, prima 2 informazioni: la biodiversità nel mondo. La maniera più semplice, anche se forse la meno appropriata, di misurare la biodiversità è di contare quante specie ci sono al mondo. Quante ne sono? Non lo sappiamo. Sappiamo che ne sono state catalogate 1,8 milioni di specie, probabilmente ce ne sono almeno 10 milioni sulla faccia della Terra, ma questa biodiversità non è uniforme in termini di rappresentazione. Per esempio abbiamo una enorme quantità di insetti, infatti qualcuno dice che non so quanti di voi credano in Dio, cioè, ma quelli che credono in Dio, come ha detto giustamente Wilson, famoso studio di biodiversità, sicuramente avevano una grande passione per gli insetti, perché ce ne sono una quantità molto grande. La biodiversità poi in termini di numero di specie non è neanche uniformemente distribuita sulla Terra. Vedete qua le aree in cui c'è la maggiore quantità di biodiversità in termini di numero di specie, e tra l'altro vi faccio notare, questi si chiamano gli hotspot, i punti caldi di biodiversità, che l'Italia è un punto caldo della biodiversità. Diciamo tutto il Mediterraneo tendenzialmente, ma l'Italia in particolare è un paese che ha una grandissima quantità di specie che sono tipiche, proprio tipiche nell'Italia. Perché è minacciata la biodiversità? Avrete sentito dire da molti, ma perché ci dobbiamo preoccupare che le specie si estinguano, che si perdano specie? Si sono sempre perse le specie. Beh, sappiamo che c'è stata l'evoluzione delle specie, solo che il problema qual è? Dai record fossili che andiamo a vedere, vediamo che le specie mediamente duravano qualche milione di anni. Dai tassi di estinzione che sono stati documentati nel secolo scorso si è visto che, se si fanno dei calcoli, delle stime, si vede che questo tempo di vita media si è ridotto a circa 10.000 anni, e per uccelli e mammiferi il tempo medio di vita, se volete, quindi tra quanti anni si estinguerà mediamente una specie, è ridotto a qualche centinaia di anni. Quindi è questo il grande problema. E se andiamo a vedere quali sono i fattori più importanti che agiscono sulla perdita delle specie, vediamo che il fattore decisamente più importante è il cambiamento di uso del suolo, il fatto che l'uomo sta cambiando agricoltura, si costruiscono strade, si creano barriere per il movimento della specie, si disbosca, eccetera, eccetera. Ma tra le altre cause importanti sono che cosa? Il cambiamento diretto, la crescita dei gas serra come impatto diretto, e poi la crescita dei gas serra provoca il cambiamento climatico, e questo cambiamento climatico ha un altro impatto. Se sommate i 2 impatti, quelli cerchiolati lì, vedete che in realtà i cambiamenti climatici globali, sia in termini di diretti sia indiretti, è il più importante fattore che influenza in qualche maniera la perdita di biodiversità sulla Terra. Perché preoccuparsi della perdita della biodiversità?
Qualcuno dice, va bene, per affetto, per esempio il professor Mainardi, che qui davanti sicuramente è molto affezionato a tutte le specie, anche le più umili, perdere una specie per lui è un dramma. Ma qualche bieco economista direbbe, ma in fondo cosa me ne frega se perdiamo il panda, è un va bene, simpatico animale, ma non me ne importa nulla. Ok. Invece in realtà la biodiversità ha anche un enorme valore economico. È stata fatta una valutazione una decina di anni fa, anche molto criticata, ma sicuramente realistica, una valutazione per difetto dei servizi che ci fornisce la biodiversità in termini di purificazione naturale delle acque, in termini di impollinazione delle piante, che non dobbiamo fare noi, ma lo fanno naturalmente gli insetti, eccetera, eccetera. Si è visto che questi valori sono circa il doppio del prodotto globale lordo della terra. Sapete che si parla sempre del prodotto nazionale lordo, se l'Italia non aumenta però il prodotto nazionale è un dramma, no? Adesso ci sono le statistiche, aumenterà solo dell'1,5%, eccetera. Tenete presente che circa il doppio è fornito naturalmente dalla biodiversità, quindi perdere gli ecosistemi è anche una perdita economica, perdere biodiversità è una perdita economica. Allora, secondo argomento, come mai i cambiamenti climatici globali impattano sulle specie? Non cercate di guardare questo schema, ma tenete presente che ci sono degli impatti diretti, cioè per esempio l'aumento della CO2 in atmosfera fa sì che le piante, attraverso la fotosintesi, naturalmente rispondano in maniera diversa, quindi c'è un effetto diretto sulla fisiologia. Poi c'è un cambiamento climatico in termini per esempio di aumento della temperatura. Se aumenta la temperatura cosa facciamo? Per esempio cerchiamo di andare al fresco, cerchiamo di andare in montagna, oppure magari ci spostiamo verso il nord. Quindi avete prima un effetto, come si dice, sulla fenologia, cioè anticipo e ritardo del ciclo vitale, adesso vedremo alcuni esempi, un effetto sulla distribuzione, le specie tendono a muoversi, e questo però farà sì che cosa? Le specie non rispondono tutte nella stessa maniera, alcune si muovono di più, altre si muovono di meno, quindi questo andrà cambiando le interazioni tra le specie, quindi andrà modificando gli interi ecosistemi. È difficile prevedere come, però si può. Un problema fondamentale dell'ecologia e questo in generale della biologia è che ci sono diversissime scale temporali. Avete dei fenomeni che avvengono sulla scala temporale di pochi minuti o di poche ore, altri che avvengono su una scala temporale di un anno, altri che avvengono sulla scala temporale invece degli anni o dei decenni e altri che avverranno invece addirittura nei secoli. Per esempio la vegetazione come noi la vediamo adesso in molti casi è come è distribuita anche sulla Terra, dipende da una storia molto lontana, magari di 2-3 secoli fa, ok? Altre cose invece hanno una risposta più immediata. Quelle cose che hanno una risposta con l'ordine della scala temporale degli anni o dei decenni vengono anche chiamate impronte digitali dei cambiamenti climatici globali, perché una maniera, per esempio, di ricostruire le temperature, di cui ha parlato prima Antonio Navarro, come facciamo a ricostruire le temperature, la vediamo attraverso la risposta proprio direttamente degli organismi. Gli organismi sono anche dei naturali termometri. Vedete qui, per esempio, una famosa biologa, Camille Parmesan, che si occupa di farfalle, per esempio. In particolare va a vedere come si muovono le farfalle. E ha scoperto che le farfalle rispondono ai cambiamenti climatici globali, per esempio muovendosi tipicamente a nord. E ha raccolto però una grande quantità di questi dati, in realtà anche non solo sulle farfalle, che è il suo campo preferito, ma anche su tanti altri organismi, sia animali sia vegetali, 1700 specie animali e vegetali. E noi possiamo andare a vedere, per esempio, come è anticipata la stagione di fioritura, come è anticipata la stagione di deposizione delle uova. E quello che è venuto fuori è che c'è una conferma del riscaldamento in atto al XX secolo. Vedete che gli areali, cioè le zone di distribuzione delle specie, si sono sportate di circa 6 km per decennio verso nord. L'anticipo, per esempio, degli eventi primaverili, fioritura, è stata di circa 2 giorni per decennio, e questo è una significativa prova che c'è stato un impatto. Ma c'è stato anche uno spostamento, come dicevo prima, a quote più elevate. Per esempio sulle nostre Alpi, no? Ci sono un mucchio di questi bellissimi fiori, e lo spostamento osservato
andando a vedere la vegetazione alpina in cima, sulle cime delle montagne, è stato di circa da 1 a 4 metri per decennio. E qui vedete uno studio che è comparso 2 o 3 mesi fa, molto bello, fatto da alcuni nostri biologi italiani, uno purtroppo dei pochi studi in Italia, sulla vegetazione dello Stelvio, paragonando le carte vegetali del 1953 con quelle del 2003. Vi faccio notare che occuparsi di carte vegetali è considerato storicamente un'attività di retroguardia in biologia, no? Quando pensate alla biologia pensate sempre alla genomica, alle cellule staminali, eccetera, eccetera, eccetera. Fare carte vegetali. E invece per fortuna che erano state fatte nel 1953 e per fortuna che possono venire ripetute adesso, e si vede per esempio che la vegetazione del cespuglio del Parco dello Stelvio è cambiata radicalmente. Questa è una delle prove del cambiamento climatico. Si vede anche che per esempio l'innevamento è stato notevolmente ridotto. Qui vedete un altro esempio, l'incremento per esempio di specie esotiche. Questo è in Svizzera, parallelamente alla diminuzione dei giorni di gelo sulle Alpi svizzere, che come vedete a partire dal 1940 in poi è stata notevole, si ha un aumento delle specie esotiche. Uno dice, bene, aumenta la biodiversità. Sì, però purtroppo è un aumento temporaneo, perché in realtà l'invasione di specie esotiche è una delle cause principali di estinzione delle specie indigene, quali per un po' possono resistere, ma poi scompaiono. Quindi si hanno effetti magari transitori di aumento della biodiversità, ma alla lunga una perdita. Lo sbiancamento dei coralli, sicuramente ne avete sentito parlare. I coralli sono estremamente sensibili perché possono stare in zona tropicale, ma a temperature che sono entro un intervallo di pochi gradi. Un cambiamento anche di pochi gradi può portare a questo fenomeno che è lo sbiancamento, quindi sostanzialmente la morte dei banchi corallini. Se avete presente, i banchi corallini sono tra gli ecosistemi a più alta biodiversità nei mari. Impatti futuri. Come si fanno a prevedere gli impatti futuri? E qui le cose sono difficili perché prima di tutto i modelli climatici globali, anche solo guardando la parte fisica, sono dei modelli che hanno ancora dei grossi problemi, come ha detto il professor Navarra prima. Soprattutto non riescono ancora ad andare, ci andranno nel giro di 2, magari 3 anni, ad una scala spaziale relativamente piccola, cosa di cui noi abbiamo bisogno per capire che cosa succederà per le specie. Comunque si possono fare perlomeno a grande scala delle predizioni, nel senso che a grande scala una specie, soprattutto le specie vegetali, sono per esempio presenti in base ad alcuni pochi parametri climatici, e quindi noi possiamo andare a fare queste carte che vedete qui per una farfalla, per il grande gufo grigio, per la quercia, andando a vedere quali sono, come si sposteranno, quali saranno gli habitat che verranno persi, le zone che verranno perse in cui non ci saranno più, quelle in cui potranno esserci e quindi quelle che eventualmente invaderanno. Un problema fondamentale è quello delle sinergie. Abbiamo detto prima che una delle cause più importanti di minaccia per quanto riguarda la biodiversità è il cambiamento d'uso del suolo. Vedete qui, guardate un esempio che è chiarissimo. Queste qui sono le foreste in Costa Rica, foresta tropicale come era nel 1940, e vedete come molto rapidamente, cioè nel giro di un quarantennio, dico molto rapidamente dal punto di vista per esempio dell'evoluzione delle specie, pensate che in 40 anni è difficile che una specie possa per esempio adattarsi, possa avere un fenomeno messo in evidenza da Darwin di selezione naturale in maniera da potersi adattare a cambiamenti così rapidi. Vedete adesso che le foreste in Costa Rica sono ormai ridotte a delle isole, dei frammenti, come si dice. Questo è il fenomeno di frammentazione degli habitat. Vuol dire che animali o anche piante che rimangono intrappolate in questi frammenti vorrebbero potersi magari spostare, ma non ci sono più i corridoi ecologici lungo cui spostarsi. Quindi c'è una sinergia tra i cambiamenti climatici globali e la frammentazione degli habitat che rende le cose ancora peggiori di quelle che noi possiamo pensare. Vedete, nel 2004 è stato pubblicato questo famoso articolo, è stato molto dibattuto, in cui si dice che
Nel 2050, secondo un modello tipo quello medio che aveva mostrato prima il professor Navarra, circa il 25% delle specie mondiali potrebbero essere estinte a causa di questa sinergia. Mettiamo pure che il signor Thomas abbia sbagliato in maniera crassa, cioè che perdiamo solo il 2,5%, 10 volte di meno. Pensate cosa vuol dire 2,5% di 10 milioni di specie perse sulla Terra, qual è la perdita anche economica. Vedete qua alcune predizioni per quanto riguarda l'Europa. Vedete i colori rossi, diciamo, sono perdita di biodiversità essenzialmente. Vedete che l'Italia e in particolare il Mediterraneo è una zona in cui potrebbero avvenire grossi cambiamenti e perdite di biodiversità, non della necessità di poter avere effettivamente anche dei modelli climatici sul Mediterraneo che siano finalmente attendibili e che ci permettano di migliorare le predizioni che faremo. Due parole sulla situazione italiana, credo di essere stati più o meno i miei 20 minuti e quindi di poter poi dare luogo alle domande. Se andate a vedere il quarto rapporto della Commissione intergovernativa dei cambiamenti climatici, no? l'IPCC, famosa IPCC che è appena uscita, e andate a vedere le serie di dati fisico-biologici utilizzate per poter capire qualcosa di quello che è successo sulla Terra, e se si va a vedere quanti sono gli studi condotti in Italia, vedete che sono pochi, concentrati sulle Alpi, anzi io ho il dubbio che ben pochi siano italiani, probabilmente molti saranno austriaci o svizzeri o forse francesi. Okay. E quindi questo vi dà l'idea, vedete in particolare che non c'è niente al di fuori delle Alpi, ma come? L'Italia è un paese ad elevata biodiversità, non si investe nulla. Vedete qua alcune predizioni fatte sulle specie vegetali non arboree in Italia, ma non sono state fatte dagli italiani, è stato fatto da questo signore Touillet che sta a Grenoble. Quindi noi dobbiamo cercare di capire quello che succederà in Italia andando a vedere però delle carte molto più ampie su tutta Europa che sono state elaborate comunque non in Italia. Quindi messaggio, bisognerebbe fare qualcosa in Italia, qualcosa si fa, ma purtroppo non abbastanza. Eppure, come dicevamo prima, siamo un paese ad alta biodiversità, no? Se andiamo a vedere gli hotspots, i punti caldi della biodiversità nel mondo, noi siamo uno di quei punti caldi. Non solo, ma siamo anche una ecoregione critica. Cioè, se voi andate a vedere anche quali sono le zone critiche in termini di perdita di biodiversità, che notate bene, non necessariamente coincidono con le zone dove c'è tanta biodiversità. Per esempio, vedete che le Ande del Perù, del Cile, eccetera, eccetera, ospitano un'elevata biodiversità, però grazie al cielo in questo momento questa biodiversità non è estremamente minacciata. Non è estremamente minacciata, no? Tutti parlano della regione amazzonica, giusto, è vero, questa è una zona ad elevata biodiversità e anche fortemente minacciata. E l'Italia è un po' come la foresta tropicale amazzonica, è a elevata biodiversità, è anche fortemente minacciata in termini di tante cose, compresi i cambiamenti climatici globali, e quindi il mio messaggio finale è: dobbiamo fare qualcosa anche in Italia. Grazie per avermi ascoltato.